Rinnovo, migliore cosa non ci poteva essere per la Cireale e per te, immagino, no? Sì, è stata una cosa, diciamo, voluta da entrambi, no? Ma ormai già da anni, da quando sono arrivato qua, è stata una cosa voluta da entrambe le parti, quindi sia io che loro siamo felici di questa scelta che abbiamo fatto. Posso chiederti, ti interrompo, perché la curiosità che ho è: sei una delle poche persone che accetta di fatto di far parte della società, tra virgolette, a busta chiusa. No, ma infatti io sono stato, diciamo che ero consapevole allora, quando ho firmato, di andare in una società che sicuramente aveva avuto dei problemi di stipendi, vertenze e cose varie. Erano state fatte alla società che c'era lì in quel momento, però giustamente era sempre una situazione un po' delicata e dico sempre, lo ripeto, che al posto mio nessuno avrebbe fatto questa scelta, quindi diciamo che ho dimostrato il vero amore che c'è tra me e la Cireale Calcio, perché ho messo da parte quello che è l'aspetto economico, l'aspetto, come dici tu, magari di prospettiva squadra, no? Esatto. Diciamo che ho messo tutto da parte. Alla fine sono stato ripagato perché per me scendere in campo con questa maglia e poi fare quei risultati che abbiamo fatto l'anno scorso, vincere a Palermo, vincere a Messina e tante altre cose, mi ripagano anche in un altro modo, quindi sono felice di questa scelta e di tutto quello che finora ho fatto. Certo, i risultati giustamente ci devono accompagnare, no? È anche vero questo, però non mi sono pentito assolutamente di quello che ho fatto. Ancora oggi ci sono, diciamo, persone che, oltre al discorso economico e altre situazioni, guardano anche il lato dei valori, diciamo, umani, oppure anche d'affetto nei confronti della propria squadra, no? Della propria città. Siete rimasti in pochi, mi sa. Cioè, tu penso che Sì, siamo rimasti in pochi, è vero. Oggi ho visto un video anche di Mertens che gira su Facebook. Stiamo facendo un esempio che, diciamo, non ha senso, perché però in quel video mi sono intravisto io, no? Perché lui dice che giustamente lì sì, dice, potevo andare in altri posti, potevo guadagnare molto di più, ma voi qua, quando mi avete come si dice, mi avete preso, mi avete insegnato cosa vuol dire famiglia, cosa vuol dire essere coccolato, cioè tutte queste cose mi hanno fatto rivedere un po' in me, nel mio piccolissimo. Non stai facendo il paragone, è chiaro. Ovvio. Però diciamo tutte cose che nel calcio di oggi sono rarissime. Sì, Okay. molto rare. Domanda da 1000 punti: si può migliorare il quarto posto sul campo dell'anno scorso, dell'ultima stagione? Guarda, io me lo auguro, sicuramente me lo auguro, ma è ancora prematuro parlare, perché dopo i fatti che purtroppo sono successi del Covid non si sa nulla di che girone ci sia, che squadre ci siano. È normale che qualche napoletana, qualche siciliana sempre uscirà, che farà la squadra a vincere. Ci saranno sempre quelle 3-4 squadre attrezzate bene per fare un campionato a vincere, quindi io me lo auguro naturalmente. La società sta lavorando sotto traccia per cercare di riconfermare quanto più giocatori possibile della scorsa stagione, per dare un seguito a quello che era il progetto iniziale, e quindi già se si parte da quella base, poi il direttore e il mister insieme agli altri sanno come completare l'organico, e quindi ci spero che si potrebbe migliorare il quarto posto sicuramente. Ma che tra l'altro da un punto di vista psicologico forse il prossimo anno è un po' più facile, perché quest'anno bene o male si sapeva che ci sarebbero arrivate delle penalizzazioni nel corso della stagione. Il prossimo anno partite liberi. Sì, da questo punto di vista sicuramente mentalmente siamo un po' più tranquilli, sia noi che la società, perché per loro è normale che non è facile sempre andare incontro a queste situazioni. Per i giocatori è ancora peggio, perché magari dopo una vittoria il martedì ti vengono tolti i punti, e quindi psicologicamente può essere un brutto colpo. Da questo punto di vista diciamo che si dovrebbe stare più tranquilli, non ci dovrebbero essere problemi nel corso del campionato. Va. Ok, c'è un giocatore con cui ti piacerebbe giocare?
Ma sai, ti posso dire che mi ha impressionato, mi hanno impressionato due giocatori dell'FC Messina. Non ti dico che ci vorrei giocare insieme, ci mancherebbe, però ci sono due giocatori che mi hanno impressionato, sono uno D'Ambros e l'altro è l'esterno Bevis. Sono dei giocatori che mi piacciono molto, sono dei giocatori che secondo me per il calcio di oggi possono fare bene anche in categorie superiori, perché attaccano la profondità, si sacrificano. Infatti ricordo D'Ambros che con noi fece l'esterno, l'attaccante esterno, ce lo vedevo tornare fino a centrocampo. Sì, vero, vero. E lui infatti è una prima punta, quindi quando tu vedi un giocatore del genere che fa queste cose, perché è difficile ormai in queste categorie che ci sia gente con molta umiltà. C'è un momento dell'anno scorso che rimarrà sempre nei tuoi ricordi? Ci sono diversi momenti. Sicuramente la vittoria a Palermo, la vittoria col Messina, sicuramente queste sono partite che ti rimangono impresse perché hanno un peso importante, no? Perché sappiamo che la città della tifoseria ci tiene parecchio, quindi sicuramente queste sono le partite che sono rimaste più impresse. Palermo sicuramente su tutte, no? Perché vincere in quello stadio in quella maniera meritatamente, diciamo che non era nei pronostici iniziali, quindi siamo rimasti contenti e rimarrà sempre un ricordo indelebile nelle nostre menti. E c'è qualcosa di quella partita che ti è rimasta particolarmente dentro? Mi è rimasto sicuramente, mi rimane in mente il riscaldamento con i miei compagni, dove vedevo una tale concentrazione massima. Magari non l'ho espresso al 100% questo mio pensiero, però dentro di me ho coltivato davvero la possibilità di poter vincere, perché guardandoci e guardando i miei compagni ho capito che in quella partita c'era un clima diverso dalle altre, c'era un'atmosfera diversa ed eravamo tutti quanti concentrati per quell'obiettivo. Sai, quando tu percepisci una cosa e dici oggi secondo me possiamo farcela, rispetto alle altre partite magari dove possibilmente uno anche per spezzare un po' i toni fa una battuta, lì invece c'era una concentrazione massima che mi ha fatto pensare questo e alla fine è stato così. Hai dimostrato anche nell'ultima stagione grande amore per la Cireale, perché di fatto ti manca solo giocare in porta, hai giocato ovunque, in tutti i ruoli, adattandoti a qualsiasi tipo di situazione. Ma dove ti piace giocare di più? Diciamo che sono un giocatore offensivo, poi per mia natura mi sacrifico tanto, perché mi piace anche il mio modo di fare, aiutare la squadra, aiutare i compagni, però secondo me il ruolo più giusto che io possa interpretare è quello di svariare dietro una punta con due esterni in un 4-2-3-1, oppure in un 4-3-3 in una mezzala, perché a me piace tanto inserirmi da dietro, toccare tanti palloni, essere un po' certe volte anche non osservato e poi magari sbucare alla fine. Non mi piace un ruolo, diciamo, lì fisso, no, non mi piace girare, toccare molti palloni, dialogare con i compagni, inserirmi con delle caratteristiche particolari, perché magari di solito uno dice il trequartista è quello che fa i tunnel, quello che... Io sono un giocatore, sono un giocatore che si adatta parecchio, perché mi sacrifico anche molto per la squadra, quindi in quel ruolo tante volte sono utile sia in fase offensiva che in fase difensiva. È vero che qualche volta in passato, giocando la Cireale, un mal di testa è diventato un po' più forte, una diffida della partita precedente è stata un'occasione per riposarsi un po'. Chi te l'ha detta questa cosa? Io te la sto chiedendo. Non vorrei mancare di rispetto nelle squadre in cui ho giocato, perché ci mancherebbe. Non l'ho mai fatto, sono stato sempre un professionista ed è giusto così, anche se andavo a incontrare la squadra della mia città. Però è vero che sicuramente in tante situazioni mi sono trovato in difficoltà, perché giustamente sai l'emozione di andare lì nello stadio dove sei cresciuto, incontrare tutti i tifosi durante la settimana, mi raccomando domenica non ci fare gol, sai, quelle battutine che uno, perché alla fine poi ho tanti
tanti amici che sono tifosi e che la domenica vanno allo stadio, quindi diciamo che c'erano queste battute, non più di tanto comunque. Ma poi tu sul piccolo Arena una battuta, come lo vedi dal vivo? Effettivamente ti sembra questo possibile astro nascente del calcio siciliano? Guarda Ale, mi rivedo un po' io in lui, sai perché? Perché questo fisico un po' piccolino, non tanto alto, bravo tecnicamente, deve crescere un po' sotto l'aspetto caratteriale. Poi per quel che riguarda secondo me doti tecniche non si discute, perché gli vedo fare cose che magari possono sembrare semplici ma non lo sono. Okay. Quindi per quello che gli posso consigliare io, un altro anno in Serie D con una squadra importante gli potrebbe fare solo ed esclusivamente bene. Lo aiuterebbe ancora a fare esperienze, perché la D è una categoria difficile, una categoria dove tu ti confronti anche con giocatori che scendono dalla Serie C, dalla Serie B, poi anche bisogna vedere dove la fai, giusto? Certo. Però secondo me è un giocatore che tranquillamente può fare strada e si ci può scommettere tranquillamente. Ok, va bene, ti ringrazio per la disponibilità. Grazie sempre a voi ragazzi. Un abbraccio. Buon lavoro, un abbraccio a Grazie tutti. mille. Ciao. Ciao.